La Lega Nord di Vittorio Veneto dice no a questo SPRAR, come dice no a qualsiasi tipo di accoglienza, perché l'accoglienza diffusa o l'accoglienza in centri già prescritti è un problema che può creare alla collettività. Vittorio Veneto è sempre stato un paese tranquillo, ultimamente, non so se a causa della nuova amministrazione comunale che abbiamo o a causa di qualcun altro, ci troviamo che abbiamo i profughi in casa. Portare i profughi in casa vuol dire portare a disagio un'intera comunità che è sempre stata tranquilla fino all'altro giorno. Non serve portarli, non li vogliamo, ci opponiamo in maniera esemplare di fronte a tutti quanti perché sappiamo che questo è quello che la gente non vuole. L'accoglienza diffusa o l'accoglienza in altro termine è solo un business di alcune persone che praticamente lo usano come una maniera per fare denaro. Questa è una cosa sbagliata. Noi vogliamo assolutamente che i profughi non vengano a Vittorio Veneto, come spero che altri paesi facciano come noi. Non li dobbiamo tenere. Devono tornare a casa loro, devono essere eventualmente aiutati a casa loro, ma qui non devono venire. Sono un problema per la collettività, sono un problema economico per l'Italia, sono un problema di sicurezza. I fatti che sono verificati in Germania possono verificarsi anche in Italia. Sì, scusi, si diceva prima che Vittorio Veneto è fra i primi comuni della provincia che alloggia molti profughi. Vittorio Veneto è uno dei comuni con il più alto numero di persone accolte. Quindi un comune di 30.000 abitanti neanche, abbiamo più profughi noi che una città come Milano. Quindi abbiamo il piacere, vorremmo, se è possibile, che queste persone qui non ci vengano. Questo è il nostro problema, basta solo quello. Noi siamo un paese civile, siamo un paese accogliente, ma questo non è una maniera per accogliere le persone. Qui arrivano persone che non sappiamo chi sono, cosa fanno, dove vanno e di conseguenza con tutti i problemi che abbiamo questo è un problema che noi dobbiamo eliminare. I profughi o meglio clandestini qui a Vittorio non li vogliamo.